Buongiorno amici e bentornati ad una nuova puntata di Angela Passami il Sale. Qual è il suo segreto per fare dei buoni gnocchi? Pasta bianca. Volevo sapere da lei se fa i dolci fatti in casa. Che li faccio? Che dolci fa? Faccio la torta margherita, Sono specializzata a fare i bignè, torta al cioccolato, la crostata di frutta. e le frittelle. Roberta mi ha dato la lista di ingredienti da prendere e io prenderò i migliori per fare i biscotti più buoni del mondo. Bene Alessandro, adesso tocca a te. Mani in pasta, cominciamo. Mani in pasta. Allora guarda, io comincerei dal coniglio, mentre a te faccio fare il topinambur. Cosa dici? Molto ti do allora, bene. ti prendo un tagliere. Perfetto. Ho messo il succo del cedro, Ottimo. ho poi aggiunto un po' di pepe e adesso andremo ad aggiungere, guarda se mi passi gli aromi, due Certo. foglie di salvia e un po' di rosmarino. Mamma mia, si sposa meravigliosamente. Guarda, adesso faccio il boccone perfetto. Io prendo anche il vino intanto perché anche un calicino di vino ci sta.